Li avvicinava negli spogliatoi, poi li molestava. È stata una delle piccole vittime, tra i 9 e i 10 anni, che rientrato a casa ha raccontato tutto alla mamma. La donna, sotto shock, si è recata dai carabinieri ed ha presentato denuncia. Immediate le indagini dei militari dell'Arma. Dopo la prima segnalazione, altri due piccoli hanno raccontato la medesima storia, dichiarazioni che concordavano. Ad essere accusato di violenza sessuale su minore continuata ed aggravata, il presidente di una società calcistica della Castellana. Un'inchiesta che fra l'altro potrebbe allargarsi. I militari nelle prossime ore sentiranno altri bambini della stessa società. Il presidente 57enne ora si trova agli arresti domiciliari. Per ora nessuna dichiarazione dalla squadra calcistica, anche se potrebbe arrivare presto un comunicato ufficiale. Intanto i genitori preoccupati per la notizia vogliono sapere tutta la verità. L'uomo era molto conosciuto prima come allenatore ed ora come dirigente della società. Sabato mattina era stato interrogato dal giudice cercando di ridimensionare gli episodi che gli sono stati contestati.